Si è aperta oggi la 7ª edizione del Festival Nazionale del Gelato Artigianale Terme de Lis. Ad ospitare le 14 gelaterie del GAT impiegate nella manifestazione sarà un tendone posizionato nei giardini del Cursal. Il momento è anche quello giusto perché il caldo si sta avvicinando a grandi falcate. Io ringrazio gli organizzatori, naturalmente Filippo Bano in primis, ma tutti i suoi collaboratori, il parroco di Monteortore Don Danilo e tutte le rappresentanze di associazioni di categoria che oggi hanno voluto partecipare. Un in bocca al lupo e credo che attraverso questo weekend vedremo parecchia gente, perché oltre a questo c'è anche Juniorland, che è una manifestazione che parte domani e dura fino a domenica, riservata solo ai bambini, alle famiglie, e qui l'assessore Berto che l'ha organizzata ha trovato anche la fortuna di avere un tempo clemente, forse anche troppo. Ecco, gelato e bambini è un binomio vincente di questa fine settimana, per cui io credo che i presupposti per far bene ci siano e mi auguro che partecipi molta gente, soprattutto i bambini, che mi auguro di vedere numerosi. La manifestazione partita oggi durerà fino al 10 giugno e sarà accompagnata da vari eventi collaterali, tra cui concerti, giochi per i più piccoli ed eventi sportivi. Sfiscia Marciane News, Abano Terme.